Adesso io sono passato davanti all'abitazione, hanno tolto il cartello che c'era del contributo europeo e stanno facendo da padroni all'interno. Sentiamo che battono, pestano e evidentemente chissà che cavolo stanno facendo. Il quartiere Pertini di Mestre risprofonda nell'incubo delle occupazioni abusive di appartamenti pubblici. Attualmente quelli vuoti sono circa 140. Alcuni hanno addirittura la porta murata e, curiosamente, ancora il campanello con nome e cognome dell'ultimo inquilino. Altri ingressi invece possono essere forzati, magari nelle modalità a cui hanno assistito i residenti di via Ignazio Vian attorno alle 17 di giovedì. Sentivano e vedevano un energumeno che tentava di entrare dentro in un'abitazione di quelle chiuse e in effetti è entrato dentro spaccando fuori il cancelletto e spaccando fuori la porta di entrata ed è entrato. Gli occupanti hanno scelto un appartamento di 120 metri quadri e doppio giardinetto realizzato con fondi dell'Unione Europea, la cui targa è stata rimossa prima di barricarsi dentro, come alloggio provvisorio per persone in difficoltà economica. Poi sono venute tre macchine della polizia locale e uno della Digos, i quali hanno preso atto, hanno cercato di parlare con gli occupanti. C'era una signora con un bambino davanti che si faceva scudo e quindi si sono messi a parlare, però non riuscivano a tirarla fuori. Di occupazioni di appartamenti di edilizia pubblica al quartiere Pertini ne hanno viste a bizzeffe. L'apice una ventina d'anni fa, quando le case occupate erano circa una trentina, occupate da chi sfondava la porta e da chi la porta se la faceva sfondare da pompieri o forze dell'ordine, sostenendo di essersi dimenticato le chiavi dentro. E dentro succedeva di tutto, da chi fondava la sede di una compravendita di automobili a chi apriva un bed and breakfast per una clientela dai mestieri poco ortodossi. La gente si era cominciata ad adeguare a uno stato di vita civile e vedere che adesso iniziano di nuovo le occupazioni anche di gente che non si conosce, quindi straniera anche, no? Che cominciano ad aver paura.